un velo di passioni tramontate, tu non ci sei. Son sicuro vivi ancora dentro di me, dentro di me. Ma tu intanto dove sei? Cosa fai? Ma tu resta con me, sì, resta con me. Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Dalla Sardegna ci siamo trasferiti in Trentino, siamo con Andrea Podighe, fautore poi di questo viaggio, perché lui terrà proprio dei concerti qui in Trentino. C'era già stato in realtà in febbraio. Ciao Andrea intanto. Ciao Paul. Sì, ero già stato qui in febbraio a presentare in anteprima il mio disco Sogni e adesso a richiesta, appunto a grande richiesta dei trentini, sono ritornato per una serie di concerti, 3 per l'appunto, e in questa occasione ho portato anche Maria Grazia Toschi-Pilo, che fa parte poi del mio spettacolo, insieme ad Alan chiaramente, che anche lui è venuto in febbraio con me, e poi ho voluto appunto che venissi tu per stare insieme, vedere insieme, divertirci insieme in questi posti meravigliosi dove c'è gente meravigliosa, e 2 anche per così riprendere questo paesaggio meraviglioso. Che dici tu? Assolutamente, scopriremo sicuramente il territorio. Noi, vedete le immagini, questo è il Castello di Arco. Ora noi lo vediamo da questa piazza del centro della città di Arco. Proprio domani uno dei concerti si terrà nel giardino di questo castello che è appartenuto a una grande famiglia. È appartenuto ai Conti d'Arco, se non ricordo male, e suonare proprio nella sommità di questo castello dove c'è un prato è un grande onore per tutti, perché hanno suonato tutti i più grandi artisti, da Paolo Fresu e tanti altri lì, e quindi per me è un onore grandissimo. E lo sarà sicuramente per tutti quanti noi che vivremo questa grande esperienza insieme. Però Andrea, abbiamo promesso che si parla di territorio, facciamolo. Per esempio trasferiamoci ora da Arco a Dro, perché andiamo a visitare un altro castello, un castello importante. Certamente, anche il castello di Dro è un pezzo importante proprio di questo territorio, che abbraccia appunto da sotto Trento sino al lago di Garda, sino a riva. Questo è un pezzo del Trentino bellissimo a mio avviso, ma poi lo scoprirai anche tu quanto è bello. Ok, andiamo a vedere questo castello, andiamo a scoprire cosa ci racconteranno anche gli amici che vivranno con noi queste emozioni. Ci rivediamo più tardi. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Oh, closed off from love. Il Trentino è questo paese meraviglioso, questo posto meraviglioso dove il Trentino, ma soprattutto Dro e la Valle dei Laghi, che ospita quest'oggi Andrea Podighe in concerto. Come potete vedere è natura allo stato incontaminato, possiamo trovare dalle montagne al lago a qualsiasi cosa, possiamo trovare anche le marocche, che sono le marocche. Le marocche sono questa frana nata purtroppo 200 milioni di anni fa, di origine carsica, che ha sepolto, la leggenda narra che ha sepolto il vecchio paese di Dro, e dicono rilievi di geologi che sia una delle frane più grandi della storia della Terra.
Questa, mentre si passava poi su per questa strada, mi dicevi che comunque questa è una strada anche un po' particolare, si fanno pure le corse qua. Sì, certo, la strada che abbiamo seguito per arrivare al Castello di Drena è una strada molto particolare perché è nota per i biker, perché fanno corse clandestine di moto, e ovviamente è una strada molto molto bella dove si può usare molto, ma anche molto pericolosa. Intanto non avete ancora visto niente in realtà di questo territorio, perché noi siamo proprio nella torre del castello, ci trasferiamo giù perché parliamo con la nostra concittadina, la nostra conregionale di vicino Cagliari, perché si parla proprio del castello, e poi ritorniamo ancora qui a parlare con Matteo fra poco. E siamo in compagnia di Rita Loni, siamo in questo bellissimo castello che credo comunque sia una di quelle opere del passato che dà lustro comunque a tutto il territorio. Sì, è un castello medioevale acquistato dai Conti d'Arco e dopo del comune di Drena. Questo castello era prima un presidio militare, poi è diventato proprietà dei Conti d'Arco. Nel 1703 è stato incendiato e depredato dal generale Vendôme, poi lasciato in balia del tempo, poi è stato ripristinato, portato alla luce nel 1989. Insomma, da pochissimo. Sì, dopo un bel restauro, quindi qua si fanno delle manifestazioni e dei matrimoni civili. Quanto è importante questo castello per il territorio? Sono tanti i turisti che vengono qui? Sì, sono tanti e vengono anche da tutte le parti d'Italia. L'interesse è perché è uno dei castelli più antichi del Trentino, perché è dell'anno 1000. Noi la ringraziamo signora, però qualche altra cosettina me la potrebbe dire sul castello, che siamo curiosi, qualche storia particolare, qualche vicissitudine? Si parla di un fantasma che se lei viene a una determinata ora della notte, se apri il libro in una pagina presa a caso così, le appare diciamo un diavolo che in cambio di dirle dov'è il tesoro vuole la sua anima. Hai capito? Mi dica l'orario che non ci vengo signora. Sarebbe verso mezzanotte. Non ci verrò mai a mezzanotte. Però lei non è del Trentino lei? No, io sono sarda. Hai visto? Guarda che caso. Non ci siamo parlati, non abbiamo parlato prima, ma sarda di dove? Vicino a Cagliari. E lei sta qua fino a mezzanotte la notte? No, facciamo orario normale. Ha parenti comunque a Cagliari, in Sardegna? Sì, ho ancora la mia mamma e i miei fratelli. E allora mi scusi, approfittiamo da questo bellissimo castello, non a mezzanotte perché avete visto siamo in un orario diurno, mi deve salutare sicuramente i suoi parenti, i suoi amici, approfitti così allora la possono vedere, prego. Saluto mia madre e tutte le persone che mi conoscono. Ma che bello, questo castello è bellissimo. Allora, sempre in compagnia di Matteo Biondo, si parla ancora di questo territorio, dovete sapere, lui che comunque è il proprietario poi del locale che ospiterà il nostro concerto in questi giorni, lui è anche e soprattutto uno sportivo. Assolutamente sì, il Basso Sarca per nostra fortuna ospita delle stravaganze incredibili. Come potete vedere c'è il Monte Brento che è uno delle pareti per il base jumping più famoso al mondo. Il base jumping è quello sport praticato da paracadutisti estremi che si lanciano e aprono il paracadute a pochi metri dal suolo. Il Monte Brento, come dicevo prima, ha un'altezza di 1200 metri, i base jumper di tutto il mondo si trovano qui sul Monte Brento per provare le nuove tute alari e provare l'emozione del volo libero. Viva lo sport, viva anche questo sport. Ora noi con tanta fatica ritorneremo ancora una volta giù dalla torre, non riparleremo con la signora di poc'anzi, ma sicuramente andremo proprio verso il paese e poi nella prossima puntata vedrete anche lo spettacolo. Intanto ancora buon proseguimento, sempre Die Pro Die. Die Pro Die, in collaborazione con